da 13 anni invio lettere a Natale per chiedere che si ricordi, che si celebri, che si facciano le recite, le cose più belle che abbiamo tutti respirato all'interno della scuola. Nessuna comunità di stranieri qui in Veneto, e men che meno quelle diciamo più ortodosse in termini religiosi, diverse dalla nostra, mi ha chiesto mai di soprassedere, anzi invitano a rispettare le nostre tradizioni. Nessun fedele di religioni diverse da quella cattolica si è mai mostrato offeso o contrariato dal presepe o da recite e canti natalizi nelle scuole venete. A farlo presente l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che ha ricoperto la carica per gli ultimi 13 anni senza mai ricevere una sola segnalazione in merito. È quindi tempo di sfatare questo falso mito. Invita: i nemici del Natale cristiano non sono gli stranieri né i fedeli di altre religioni. Da dove arriva allora tutto questo odio ideologico? Probabilmente proprio dall'ideologia, cioè da quelli che a tutti i costi vogliono negare radici, tradizioni e anche spiritualità. Aggiungo anche che mi fa tristezza pensare che qualcuno, un insegnante in particolare, possa non pensare che il presepe invece è una buonissima forma di integrazione, di conoscenza della nostra cultura e anche della nostra religione. Ben 546 scuole, informa Donazzan, hanno concorso al bando indetto dalla Regione, che concede 250 euro agli istituti per realizzare il presepe. Un simbolo che ha valore anche al di là del culto, sostiene l'assessore, come modello di rispetto della tradizione nella quale viviamo, anche per chi proviene da altre parti del mondo o professa un'altra religione. Mi sono commossa come tutti all'azione di quella bimba di 10 anni che ha detto: ma come la canzone di Natale prevede la parola Gesù, perché non possiamo dirla? I bambini sono più puri e anche più intelligenti di molti di noi.